cibo ci fanno mangiare a orari molto inusuali per quanto riguarda i cinesi. Ho fatto la doccia e per fortuna oggi sarà un po' meno noioso perché di pomeriggio ho 4 ore di lezione e poi durante la pausa mi dovrebbe chiamare Rai News 24 verso le 5:20. In Italia saranno in pratica le 11:20 per farmi qualche domanda su questa mia esperienza particolare. Mentre fuori c'è il delirio perché insomma la scuola elementare ci vuole fare capire che in Cina non c'è nessun tipo di pericolo, visto che gridano, ballano, assembramenti vari, è arrivato il pranzo e quindi vediamo cosa ci hanno portato per pranzo. Abbiamo questa specie di zuppa che in realtà secondo me è una salsa fatta per immergere finalmente i ravioli. Poi abbiamo sempre verdura, questo dovrebbe essere forse patate, non lo so. È sempre la solita combinazione verdura più carne e cosce di pollo. Sono i ravioli surgelati fatti bolliti, però molto ma molto buoni. Beh, io ho un po' la passione per i video, quindi il montaggio, quindi ne ho approfittato pure per creare questo filmato. Mamma mia, ho fatto un'intervista su Rai News 24. Mamma, sembrava proprio. Secondo me è andata malissimo. Poi vabbè, tutti mi fanno bravo, bravo, sei stato un grande. Comunque, vediamo. Poi provo a caricarla dopo su non so dove. In pratica, mentre facevo lezione, è arrivato il cibo, è già fuori da 20 minuti. E questo non va bene. Che è pesantissimo. Vi ricordo solo che se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e se siete interessati a qualche domanda lasciate un commento. E io ho un po' la passione per i video, quindi il montaggio, quindi ne ho approfittato pure per creare questo filmato. È stata un'esperienza molto particolare perché una volta arrivato in Cina i controlli sono stati veramente, ma veramente molto, molto pesanti perché tutti eravamo vestiti con le tute e questo ha fatto molta impressione. Abbiamo fatto tutti il tampone, poi ci hanno messo dentro un autobus, ci hanno portato in albergo. Le persone che ci guardavano da fuori erano proprio spaventate perché noi in questo momento rappresentiamo il pericolo per loro e questo ha fatto molta impressione. Un'altra cosa che mi ha fatto impressione è stata invece vedere la vita alla normalità, come l'avevo lasciata a gennaio. Questo è stato incredibile, come se qui non fosse successo assolutamente nulla. Io in questo momento sono in quarantena da 3 giorni e la quarantena durerà 14 giorni proprio per evitare il periodo di incubazione, perché anche se io sono partito negativo e il mio tampone una volta arrivato è negativo, loro non sono certi se c'è stata la possibilità di contrarre il virus durante il volo o durante le fasi di atterraggio. Quindi per sicurezza mettono tutti coloro che tornano nel paese 14 giorni in quarantena. Non siamo tracciati, dobbiamo semplicemente dire la nostra temperatura 2 volte al giorno a una infermiera. Oltre a questo non c'è nessun altro tipo di controllo. So che una volta fuori dovrò scaricare un'app simile Immuni che permette l'inserimento dentro la società di ogni singolo individuo. La quarantena si svolge in un albergo che si trova nella città nella quale si atterra con l'aereo. Finché non finisce la quarantena, negativo o positivo, questo non importa, non si può uscire dall'albergo. Sotto la mia stanza c'è una scuola elementare e ogni giorno vedo assembramenti di bambini, genitori, insegnanti, tutti senza mascherina. Questo dopo 10 mesi in Italia
Questo fa veramente impressione. Il consiglio preciso è molto difficile, anche perché sappiamo tutti che c'è una differenza tra il sistema politico cinese e quello nostro occidentale. Il consiglio che posso dare è quello del buonsenso, cioè al di là di DPCM oppure regole imposte dallo Stato, cioè un po' di buonsenso, mentre mettere la mascherina, rispettare le distanze, perché solo così ce ne possiamo uscire. Non vedo altro modo.